Ciao ragazzi, la chiamata di marzo a Requaro Terme non è soltanto la grande sfilata della domenica pomeriggio, perché durante la giornata e lungo il paese in alcuni siti ben precisi sono state ricreate delle situazioni per così dire statiche, cioè non coinvolte direttamente nella sfilata, ma ricostruite fedelmente all'interno di alcuni locali per raccontare alcuni aspetti della vita e della storia di Requaro Terme, entrando proprio in questi luoghi per sentire, per assaporare, per ascoltare le voci di una storia che arriva da lontano. E io sono andato a curiosare tra alcuni di questi per così impadronirmi di emozioni che ora spero anche di trasmettere a voi. Teatro Eden, ex Teatro Alhambra, inaugurato l'anno scorso nel 1904, ogni giorno offre grandiosi spettacoli. Questa sera alle ore 6 sul Calante verrà messo in atto un grande dramma tratto da Chekhov, La danza delle betulle. Camelia, giovane pastorella ignuda, fa il bagno nel lago di Locre ed è insidiata dal terribile mago Adorno. Lancia un grido disperato e corre in suo soccorso il pastorello dei Ronchi Alfredo. Tuttavia il mago eccita il toro famelico che si oppone alla sua venuta. Riuscirà la dolce Camelia a resistere ai cupidigi e agli interessi amorosi del perfido mago? Signori, questa sera alle ore 6 sul Calante ingresso a soli 3 lire. Caffè Chantal al ristorante, cessi esterni per chi non consuma. Requaro Terme, buongiorno. Attendere un attimo, grazie. Requaro Terme, buongiorno. Qua siamo negli anni 20, fine anni 20. Le signore erano centraliniste nell'ufficio del telefono di Requaro Terme. Ricevevano le telefonate esterne e poi le commutavano all'utente finale, che poteva essere l'Arma dei Carabinieri con il numero 3, il comune con il numero 1, con il numero 2 la farmacia, oppure i vari hotel che erano qui a Requaro. Ed era tutto quanto un lavoro manuale. È stato uno dei primi comuni anche per il fatto che c'erano le terme e quindi i tanti hotel che c'erano chiedevano l'utenza telefonica appunto per i clienti. Eravamo dei privilegiati noi ad averlo per primi, ma privilegiati anche i clienti. Il nostro gruppo Contrada Musci è da anni che lavora su questo tema qui. Perché? Perché la passione ci ha spinti a recuperare telefoni d'epoca, a recuperare un mobile di centralino e rievocare l'ufficio. È stata una passione da parte di tutto quanto il gruppo. Sono tutti originali. Ecco, il mobile è rifatto un po' su una fotografia d'epoca, però gli abbiamo fatto fare un falegname e abbiamo attrezzato a livello tecnologico, diciamo così, il mobile. È uno strano atelier perché qui abbiamo delle suore, ma suore che hanno riscoperto la vestizione a partire dal 2004. La vestizione nasce come rito della mattina proprio grazie a queste riproduzioni esatte che queste suore della Carità hanno riportato qui a Requaro nel 2004, grazie a Monica che ha riscoperto, grazie di cartamodelli proprio su carta di giornale, proprio come erano fatte le suore, come si vestivano le suore. Parliamo dell'epoca ancora di fine 800, inizi 900, quindi proprio con tutto ciò che ha a che fare con la vestizione, i capelli che non devono essere coperti, con il bavero che deve essere bello ampio, che è diverso da quello della foto, però con tutti i crismi che devono avere le suore dell'epoca, quindi con il velo fermato da degli spilli e non da delle cuciture, con il sottogola, con la cuffia, un lavoro immenso, immane, riscoperto e riportato
in luce. Si svegliavano alle 4 di mattina per essere pronte almeno per le 5 e si davano sempre una mano come delle brave suore potevano fare. Carichette donne, che porta le madonne, che porta gli angioletti, schitti, schitti, schitti! L'erbolato era il nostro avo, che in buona sostanza girava nella valle dell'Agno e del Chiampo con, diciamo così, i mescugli delle erbe per fare dei distillati, per creare poi diciamo così, l'egie, esatto, per essere curato. E la bella cosa è che diciamo in quel tempo curava le persone, cosa che non c'erano le varie, chiamiamole così, medicine moderne, eccetera. Quindi era una figura importante. Sì, è stata una figura fantastica, anche perché oggi come oggi ci sono ancora vecchi che hanno 100 anni, 90 anni, eccetera, che riconoscono ancora il famoso Tony dei Carli, che era Antonio Zuccante, che era l'erbolato. E lei è? Io sono un discendente suo. Ti ha preso anche lei la passione? Non io, mio figlio. Com'è portare avanti la tradizione del nonno? Beh, è stupendo perché intanto è un lavoro che mi piace, ma veramente tanto. È un lavoro a cui ci metto tutta la passione che ho, mi formo ogni giorno sempre di più e imparo cose sempre nuove e è veramente bello. Lavorare con le piante officinali è una cosa pazzesca, veramente, veramente bello. È una terra ricca di erbe questa? Questa qua è una terra molto ricca di erbe, specialmente per il fatto che è una terra bellissima, è una terra piena di minerali, piena di ogni, com'è che posso dire, di ogni principio nutritivo per queste erbe che vengono coltivate qui e che nascono spontaneamente. Cos'è questo luogo? La cucina dei nonni, qua si è ricostruito la cucina dei nonni e quelle povere robe che c'erano una volta, perché adesso se qualcuno che mi offre qualcosa, metti la cucina che te vi offre, no, perché non vuoi mica fare come si dice, i nonni che avevano niente o poco niente, e voi avere solo che la roba lì. Ecco, vedo che se è bella mi godo un cammino per darmi attorno qua, come facevi andare avanti a Caporetti. Che valori trasmette una situazione come questa, Ferruccio? Ricordi, semplicità? Ti fa sempre pensare, mica vedo una roba, penso sempre, ma chiedi allora, ma come, perché l'hai fatta e come? Però resta bravo a farla quella lì. Era stereo, se mi facile qua, ma mi adesso avevo da fare i denti e intanto mi perdo via da 18 così, sto qua. Ma quando c'era la povertà, c'era anche più felicità? Si accontentava di poco, perché noi sapevamo mia cosa. Da piccolo non ho mai invidiato nessuno, mica avevo niente e gli altri che avevano niente. E si andava avanti così, credevo che fosse normale quella cosa lì, insomma, ecco. La chiamata di marzo raccoglie l'eco della valle. È la voce di antiche esistenze, generatrici di memorie fluide, refrattarie al tempo, perché riverberate dall'incedere delle generazioni di volta in volta. L'eco si spande nei versanti, bussa alle porte e alle coscienze
e invita a restare vigili sulla forza delle radici, quelle che sostengono la vita, la alimentano e in cambio chiedono solo di non essere dimenticate. E allora ritornano i padri e i padri dei loro padri, quelli che questa terra l'hanno amata e forgiata. Tornano con il saper fare delle mani, le interpreti più vere, talvolta per lungo tempo anche le uniche di questa terra, dolce nell'aspetto e nei silenzi, ma anche esigente, come ogni conquista. C'è tanta vita in ogni carro, perché ce n'è stata molta anche prima. Ogni attimo investito nella memoria da far vivere è una medaglia emozionale, perché sono proprio le emozioni la fonte più autentica del nostro esistere. E allora l'eco diventa sfilata, la sfilata diventa ricordo e i ricordi sono carezze per l'anima.